Il Consiglio dei Ministri, con consenso unanime, ha approvato lo scioglimento del comune di Reggio Calabria. Lo dice il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il comune è stato sciolto non per dissesto finanziario, ma per contiguità con alcuni ambienti mafiosi. Riguarda questa amministrazione, non la precedente, è un'azione posta a difesa della collettività. Lo Stato vuole essere vicino alla città per poter dare rilancio e sviluppo. Non è un'azione contro, ma un atto preventivo e non sanzionatorio. Il commissario nominato è il prefetto di Crotone Vincenzo Panico, un giovane capace di incidere. Sarà accompagnato da una commissione con altri 2 componenti. Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione volta all'arresto di 8 soggetti appartenenti alla cosca di 'Ndrangheta dei Fontana, considerata l'egemone del quartiere Archi di Reggio Calabria e federata al potentissimo cartello del clan Condello. Contemporaneamente sono in corso i sequestri di tutti i beni mobili, immobili e società commerciali riconducibili alla cosca per un valore di oltre 30 milioni di euro, nonché perquisizioni a Reggio Calabria, Roma e in Toscana. A eseguire l'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere è il GICO del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Reggio e la squadra mobile della polizia, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. In manette sono finiti anche il presunto capo della cosca Giovanni Fontana e Bruno De Caria, direttore operativo della municipalizzata Leonia SPA, la società mista per la raccolta di rifiuti partecipata al 51% dal comune di Reggio Calabria, sciolto ieri dal Consiglio dei Ministri per mafia. Nella notte scorsa i carabinieri di Tropea del nucleo investigativo di Vibo Valentia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto CR, un 23enne ritenuto contiguo alla criminalità organizzata locale e considerato il responsabile dell'omicidio di Salvatore Russo, avvenuto a Tropea il 10 settembre del 2012. L'uomo di 44 anni fu assassinato con 4 colpi di pistola. Si fanno sentire con una protesta le rappresentanze sindacali SDP e SPR. La protesta è andata in scena questa mattina dalle 9 alle 11 nello spazio adiacente alla questura di Crotone, con un gazebo dal quale sono stati distribuiti volantini informativi. Chiedono il sostegno dei cittadini e delle istituzioni per una maggiore sicurezza sul lavoro. Quello che si lamenta nella protesta è una grave carenza del personale. Le